Ci troviamo in Andreis, un borgo storico della Valcellina, perché insomma le sue origini, almeno documentate, risalgono, come penso molti sappiano, al 994, perciò è un borgo che ha anche una storia in sé molto importante. È un borgo che ha mantenuto, a mio avviso, anche caratteristiche abbastanza uniche. È definito il paese dei Dalz per questa caratteristica costruttiva, con questi ballatoi esterni che una volta avevano un uso, che era quello di mettere a dessiccare il mais o piuttosto che anche gli ortaggi. Oggi è diventata però una caratteristica molto apprezzata e molto bella. Si trovano qua in pochi altri posti questa tipologia costruttiva. Nella Valcellina è quello al quale ci si deve andare apposta, perciò questo significa che è fuori dalle rotte della consuetudine, però è anche fuori dal caos delle strade principali. Negli anni 60, con il boom, c'è stato un certo benessere, anche qui è arrivato anche in Andreis, che ha comportato ovviamente la dispersione di quelli che erano i lavori tipici, i lavori tradizionali e anche degli oggetti. Quindi si è voluto nel decennio successivo recuperare un'identità propria di questo paese, degli attrezzi, del lavoro e, perché no, anche una memoria storica che potesse servire per le nuove generazioni, soprattutto che non conoscevano questi modi di vivere, o meglio di sopravvivere, in questa situazione particolarmente difficile di vita qui in Andreis. Una lavorazione che io credo peculiare, se non caratteristica di Andreis, era la produzione locale di pettini detti in osso, però in realtà prodotti partendo da corna di bovini e anche tabacchiere, ma le tabacchiere erano prevalentemente in legno. C'era questo modo di trasformare le corna mediante prima riscaldamento, poi messe in posa per raddrizzarlo, e quindi con dei seghetti venivano realizzati i denti dei pettini. Ed era una produzione che mediante i venditori ambulanti dell'epoca veniva portata in Carnia, ad esempio mio bisnonno, e veniva portata dai paesi di pianura, fin tanto a Padova, a Belluno, nella zona di Vicenza e anche verso Udine. Ai tempi c'era la ferma del tabacco al tempo della Repubblica Veneta, che aveva il monopolio ed era proibito la vendita del tabacco. Quindi più una cosa è proibita e più diventa appetibile, no? Per cui si diffuse questa coltivazione abusiva del tabacco prevalentemente su terreno del pubblico demanio. E poi c'erano questi traffici verso la pianura e verso il Trentino addirittura. C'è una parte del territorio comunale che si chiama il pestin, a significare dove veniva pestato il tabacco da fiuto, da naso. E io ricordo che ancora mia nonna raccontava che da giovane lei e le sue amiche usavano tabaccare, no? Con quel verso caratteristico di mettere il tabacco qui, chiudendo una narice, si aspirava con l'altra, no? E grandi sternuti, quello erano dei passatempi, no? Le vie di comunicazione per arrivare ad Andreis ed entrare nella valle erano praticamente dalla Palla Barzana, dalla valle, dalla Val Colvera, però quella più frequentata era attraverso il passo di Croce perché c'è una croce, è la prima volta che si transitava, come quando si passa all'equatore, facevano una croce con fustelli e la davano, l'hanno data anche a me quando ero bambino, la prima volta che sono passato. Ci sono ancora sulle pietre i segni scavati dalle lame delle slite. Ed era veramente faticoso. Mia nonna, ad esempio, mi raccontava che nel 1900 lei e il marito trasportavano con la zella del cemento per poter fare le case. Si usava poco cemento, prevalentemente calce, perché bisognava portarlo a dorso di persona dalla pianura. E era tradizione nell'emigrazione, soprattutto gli stagionali, che la moglie andasse a accompagnare il marito fino al passo della croce. Attraverso questo valico entravano nelle suppelette, lì entrava la farina per fare il pane, entrava anche tabacco lavorato, vestiti, eccetera. Comportava questo passo un notevole dislivello. Giuseppe Malattia della Balata, il poeta di Barcis, ha scritto un'ode allorquando nel 1909 è arrivata la strada detta del canale, quella che percorre la gola del Cellino, no?
Andrés è una delle sedi del Parco delle Dolomiti Friulane. Abbiamo un centro visite che è ben fornito, abbiamo una bellissima mostra di uccelli impagliati che ci è stata donata, abbiamo una bellissima sala per ricevere anche eventi di ogni tipo e abbiamo anche 24 posti letto. Qui c'è un centro voliere per uccelli rapaci feriti. Qui si può ammirare l'aquila, è un animale che non può essere più liberato e perciò rimane come simbolo e segno anche del parco e delle voliere. Ci sono altri rapaci, è molto frequentato dalle scolaresche, è un bel punto, è una passeggiatina, una piccola passeggiata da fare, un bel punto di visita. Come interesse naturalistico aggiungerei anche che abbiamo 8 sentieri di Norworking Life che manutentiamo a fatica, ma manutentiamo tutti gli anni, sono aperti, sono tenuti in ordine, sono ben insegnati e sono frequentati molto anche e soprattutto dalle famiglie perché sono percorsi non troppo impegnativi, che va dai 2 km, 4 km con dislivelli dai 150 ai 200 metri, perciò poco impegnativi, però danno la possibilità di addentrarsi nel bosco di Andrés e di visitare il bosco. Le passeggiate, i sentieri toccano le frazioni di Andrés, quelle più importanti, quelle più significative, che sono Bosplans da una parte, dall'altra Alcheda e Prapiero, queste sono le due più popolose, poi abbiamo anche Sott'Anzassa, abbiamo altri piccoli luoghi dove ancora esiste qualche casa abitata. A questo aggiungerei la storica accoglienza da parte degli andreani, che ovviamente non guasta. Prima di arrivare in Andrés abbiamo anche un'area attrezzata per i picnic, un'area camper, adiacente a quello che è il torrente che passa e attraversa il luogo, i territori di Andrés. Per il centro, per le vie principali, via Roma, via D'Annunzio e altre piccole piazzette all'interno del paese, abbiamo messo le poesie di Federico Tavan che parlano del borgo, che parlano della visione che aveva Federico, che era una visione veramente ampia. Bisogna dire che fermarsi a leggerle, chi non è friulano, è un po' complicato. Bisognerebbe leggerle con un friulano che poi magari anche te le traduce. Sono veramente profonde e molto belle. Lui raccontava il borgo nelle sue poesie, però aveva anche una visione esterna, a mio avviso. In Andrés sappiamo bene che Federico era interpretato alle volte con doppia o anche tripla personalità. Io l'ho conosciuto molto bene dal 1976 e con Federico ho anche fatto diverse bevute perché lui era uno molto simpatico, aveva una visione, alle volte spariva dal luogo dove era, si elevava in maniera spirituale, dico io, e iniziava a fantasticare. Alle volte non sapevi se definirlo una persona un po' particolare, no? Oppure una persona che ti fermavi ad ammirarla perché lui partiva e iniziava a parlare, a dire cose che chissà da dove venivano. E io penso che gli incontri con le persone erano anche momenti propedeutici alla creazione della sua poesia. Poesia molto affezionata al luogo di nascita, al luogo di appartenenza. È chiaro che noi invitiamo chiunque a venire a vedere il borgo. La gente arriva, il più delle volte magari si ferma a basso, ma il paese è qua, l'anima del paese è qua. Per dare l'opportunità a chi viene a visitare Andrés di non fare un passaggio veloce, ma vorremmo che chi passa qua vivesse un'esperienza. Perché se uno vive un'esperienza ci ritorna e se ci ritorna a noi fa piacere.